Buongiorno, Movimento Turismo del Vino Friuli Venezia Giulia. Abbiamo qui due aziende vitivinicole, Iacus, abbiamo Sandro Iacuzzi e abbiamo l'azienda Albano Guerra e abbiamo Dario Guerra. Una bellissima iniziativa in occasione di cantine aperte è ogni anno a cena col vignaiolo, quindi questa serata di accoglienza da parte del produttore dove si mangia e si degusta il meglio. Come è nata questa bella sinergia tra due aziende, a cena col vignaiolo con due produttori? Allora, noi siamo a Montina di Toreano e abbiamo l'azienda, cioè i nonni erano fratelli, per cui è l'azienda familiare che poi nelle varie fasi del tempo si è suddivisa. Siamo vicini di casa e abbiamo usato il ristorante del paese che ci propone anche nel suo ristorante come con i nostri vini per valorizzare il territorio. Con la ristorazione e con i nostri vini abbiamo lavorato insieme per fare questo evento. È stato molto simpatico perché ci si propone insieme, senza competizione, valorizzando proprio il proprio territorio. Chiaramente l'esperienza verrà ripetuta anche nel 2009? Sicuramente l'esperienza verrà ripetuta nel 2009, i gestori del ristorante si sono trasferiti a Cividale, per cui quest'anno la manifestazione verrà fatta ai Tre Re a Cividale. Ripeteremo l'esperienza presentando dei vini nuovi o comunque i vini dell'annata nuova, con anche dei vini di rossi delle annate precedenti ma magari che sono gli ultimi messi in commercio, e quindi vi aspettiamo tutti, tanti, non tutti, ma tanti a questa cena, perché si parlerà, si degusterà, si dibatterà sul nostro mondo del vino, sugli abbinamenti e su tutto quanto riguarda il vino, il movimento turismo del vino, i turisti, l'enogastronomia in generale. Comunque all'azienda Iacus in occasione di cantine aperte noi ci possiamo recare anche sabato 30 durante il giorno. Cosa succede? Allora, io ho aderito a questa iniziativa del sabato aperto in cantina, cioè tutti i sabati del fine mese. Siamo disponibili all'accoglienza, ma soprattutto quella del sabato di cantine aperte. Noi facciamo delle degustazioni guidate, c'è un sommelier che crea un percorso per cui abbiniamo i nostri vini con prodotti alimentari del territorio. Qui c'è lo stuzzichino da abbinare e si crea questo percorso per valutare, giocare un po' con il cibo e il vino. Invece dall'azienda Guerra Albano la domenica di cantine aperte cosa succede? E la domenica di cantine aperte si degusta appunto i nuovi vini o comunque i vini che ci sono in vendita, e si visita la cantina, si parla di vino, ci saranno anche delle mostre di pittura e di altre cose che stiamo definendo, e niente, vi aspetto numerosi perché tanto io e Iacus siamo vicini, per cui potete fare le due tappe in un sol viaggio, e buona degustazione a tutti.